Un avenno che fare di Giuseppe Manfredi. Assettato allo frisco e un avenno che fare, cose antiche mi mise a pensare. Pensavo a Menanno che lo giornale leggia a testa sutta e senza occhiale, e tutte le volte che ce lo diceva, io mi rispondeva: Nepote, fottiti, tanto leggere non saccio. L'intelligenza c'era, chi da chi mancava era la scuola. Pure lo travaglio era abbonnato, e chi de che scarsavano erano le denare. Eppure lo cristianello, chi con due crapuzze, due pede de fecare, lo sciccareddo cavia, la famiglia senza sforzo mantenia. L'ummerno, quando vero freddo facia, senza pompa di calore, in la paglialora se dormia. Certo, non c'erano le comodità di oggi, ma manco le farmacie, non c'erano bollette e manco ricette. A letto ranne minimo un 4 se dormia. Più ranne era la famiglia e più ricche si sentivano. Ogni figlio che nascia era nacerato che si aggiungia. Ma torniamo a Menanno, che l'industriale faceva. Con una fabbrica di cannile la famiglia mantenia. Notte e giorno travagliava, chiossà di notte che di giorno. Pure la sera, quando si corcava, a Menanno ci diceva: Rosolia, hai studiato sta cannila e ne facciamo un'altra.